Qui con mister Bonfatto dopo la vittoria al Cardiopalma del suo Licata contro il San Vito Lo Capo. Mister, innanzitutto bisogna farvi i complimenti per essere sempre rimasti in partita nonostante questa sia stata praticamente una montagna russa, prima il San Vito in vantaggio, poi voi avete recuperato nel tempo di recupero, scusi il gioco di parole, poi la ripresa, c'era un momento in cui il Licata sembrava pronto per fare il 3-1, il San Vito pareggia. Una gara incredibile e voi avete avuto la mentalità e la lucidità per portarla a casa. Sì, devo fare i complimenti ai ragazzi perché, ripeto, non era facile venire qui a San Vito Capo, un campo ostico, una squadra che ancora ad oggi non aveva preso gol in casa, quindi significa che è organizzata, sapevamo che poteva partire forte ed è stato così. Però devo fare complimenti ai ragazzi perché anche abbiamo preso gol, non ci siamo mai disuniti, abbiamo ribaltato il primo tempo, non era completamente facile, poi il secondo tempo sinceramente abbiamo iniziato molto meglio, potevamo fare anche il terzo gol, però poi ci sono pure gli avversari, diciamo con l'unica occasione che hanno avuto hanno fatto il pareggio. È una squadra che non ha mentalità, non ha coraggio, non ha voglia, non ha determinazione, non passa di nuovo in vantaggio. Poi siamo rimasti in 10, però ripeto la squadra poi è stata coraggiosa, è stata grintosa, è stata determinata in un campo complicato e difficile. Forse non c'era partita migliore da fare prima della prossima contro il Marsala, quella che per molti è il big match di questo girone di andata, e ci sarà anche un grande assente che è Privitera. Ma innanzitutto noi vi posso assicurare che non abbiamo mai pensato al Marsala, perché c'era il San Vito Lo Capo e abbiamo preparato questa settimana solo pensando esclusivamente al San Vito Lo Capo. Da stasera iniziamo a pensare all'altra partita difficile come tutte, una buona squadra, però noi la dobbiamo sempre preparare allo stesso modo.